Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Focus TG, informazione del Veneto, ma apriremo questa edizione parlando della crisi di governo, quindi una notizia di respiro nazionale che però ha e avrà importanti ripercussioni per quello che riguarda tutto il nostro territorio. Sono le 12 in punto, noi siamo in diretta, lo saremo fino alle 13:30 e avremo costantemente una finestra aperta proprio con tutto quello che sta succedendo in questi minuti a Roma con le nostre agenzie per tenervi costantemente aggiornati di tutti gli sviluppi dell'ultima ora e poi chiaramente ampio spazio alla cronaca, ampio spazio all'attualità con tutti i nostri approfondimenti per un'ora e mezza di informazione che è circoscritta a tutto il nostro territorio. Come vi dicevo, apriamo parlando della caduta del governo, ripercorriamo adesso insieme brevemente le tappe, la cronaca insomma di una mattinata che ha raccontato nella caduta definitiva del governo. Mario Draghi, il Premier, ha rassegnato le dimissioni al Presidente Mattarella, dimissioni che a questo punto sono irrevocabili. Prima di recarsi al Colle, il Premier uscente ha parlato davanti all'Assemblea di Montecitorio che lo ha applaudito, lo ha accolto con un grande applauso e lui, il Premier, si è lasciato anche sfuggire una battuta, ha detto anche i banchieri hanno un cuore. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha quindi sospeso la seduta fino alle 12, quindi fino adesso. C'è chi, come Enrico Letta del PD, ha commentato come grotteschi gli applausi in aula. La decisione del Premier, chiaramente uscente, di formalizzare queste sue dimissioni dopo il voto di fiducia, lo ricordiamo, di mercoledì, voto al quale Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle non hanno partecipato al voto. Ripercorriamo, come vi dicevo, alcune tappe importanti di questa mattina prima di sentire cosa ne pensa la gente, perché noi eravamo stamattina proprio in giro per raccogliere le sensazioni e le opinioni dei cittadini. Mattarella vedrà nel pomeriggio il Fico e la Casellati, quindi i presidenti delle Camere. Ad esempio le prime reazioni di questa mattina, la deputata Soave Alemanno lascia il Movimento 5 Stelle, è una deputata pugliese che dice è stata scritta una bruttissima pagina della nostra storia. Come vi dicevo, critico anche Enrico Letta, che ha definito grotteschi gli applausi ricevuti da Draghi. Invece andiamo avanti, ad esempio notizie di poco fa, Renato Brunetta lascia Forza Italia, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, notizia battuta dalle agenzie poco fa, lascia Forza Italia, lo annuncia in una nota nella quale afferma che non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia, secondo Brunetta, ha tradito la sua storia e i suoi valori. Draghi comunque non parlerà di nuovo alla Camera, quindi non ci sarà un secondo intervento del Premier. Invece il Presidente della Camera, invece Fico, leggerà una lettera all'Aula, quindi a Montecitorio, leggerà un testo, una lettera consegnatagli proprio da Mario Draghi. Insomma, questa è un po' la situazione di questa mattina con la caduta del governo, uno scenario che porta oramai inevitabilmente alle elezioni. Approfondiremo questa tematica nel corso del nostro Focus TG, ma anche nel corso della nostra informazione con gli appuntamenti serali e con il talk Focus del nostro direttore Luigi Bacialli in prima serata e nel corso insomma di queste serate. Detto questo, come vi dicevo, diamo spazio, diamo voce ai cittadini. Stamattina eravamo a Padova per parlare della caduta del governo. Sentite cosa ci hanno detto. Cosa ne pensa della caduta del governo? Beh, insomma non ce l'aspettavamo, ecco, diciamo che
Per quanto mi riguarda, Draghi poteva continuare perché è una persona molto competente e quindi per me poteva continuare. Mi dispiace che sia successo tutto questo, non ci voleva in questo momento, ecco. Guardi, per me non mi sembrava proprio il momento, anche perché sì, mi pareva che fossero in programma dei provvedimenti che riguardassero un po' gli italiani. Adesso con le elezioni soldi nuovi per rifarle e così. Delusa? Molto, moltissimo. E hanno fatto lo sbaglio più grande che si potesse fare da quando è nata la Repubblica, perché il problema vero, sapete qual è, anche se non lo si dice per fare le trasmissioni, è che un altro uomo come Mario Draghi, con le sue capacità, il mondo non ce l'ha e l'Italia non l'avrà, quindi avremo una crisi ancora peggiore di quella che c'è stata. Caduta del governo, cosa ne pensi? Fortunatamente. È contento? Io sì, non per Draghi, ma per chi sarà dentro al governo. Ci sono certi ministri che non valgono assolutamente nulla, perciò ci hanno portati a questa condizione qua. Guardi, penso che sia la conseguenza di un'azione che è stata fatta prima di questo governo, cioè l'operazione che è stata avviata dal senatore Renzi, che ha dissestato la situazione, perché il governo precedente era l'espressione di quello che si poteva raggiungere con quel Parlamento. Allibiti perché è una cosa incredibile, un po' di fiducia che avevamo in Europa adesso è crollata anche quella, mi dispiace dirlo ma purtroppo è questa, la responsabilità di quelli che sono là in alto vuol dire che non c'era responsabilità. Una porcata, abbiamo una persona seria e l'hanno fatto fuori. E lei signora dispiace per Draghi? Sì, molto. Ah sì? Sì, ma penso che dispiace a tutti gli italiani. È deluso da questa politica? Deluso, sì. Tutti quanti pensano per venire al governo, capisci, colgono occasione, non è il momento di fare questa roba qua. Gli dispiace che è caduto il governo? Mi dispiace sì, perché sono una banda di deficienti. E insomma, pareri e opinioni anche forti, però insomma, libertà di opinione. Questo era il parere di un campione di cittadini padovani intercettati questa mattina. Ebbene, adesso noi cambiamo argomento, ma come vi dicevo teniamo sempre aperta una finestra su Roma, su tutto quello che sta succedendo con le nostre agenzie, quindi vi continueremo a tenere informati di tutti gli ulteriori sviluppi. Noi adesso restiamo nel padovano, cambiamo decisamente argomento perché dalla crisi di governo parliamo adesso di sanità, di West Nile, perché è stata confermata la seconda vittima, morto un 77enne ricoverato a Schiavonia. Registriamo 5 casi di encefalite, quindi abbiamo un aumento della casistica e purtroppo abbiamo un secondo decesso, anche se in un soggetto con altre patologie. Seconda vittima da encefalite provocata dal virus West Nile. Si tratta di un nuovo caso registrato dall'USL 6 Euganea, un 77enne deceduto martedì sera all'ospedale di Schiavonia. L'uomo presentava un quadro clinico già aggravato da altre patologie. Con questo nuovo caso salgono a 5 le encefaliti da West Nile nel Padovano, 2 decessi e 3 casi invece in via di miglioramento. A questi si aggiungono 2 persone positive a West Nile asintomatici e scoperti durante gli esami per la donazione del sangue e un 70enne di Vo positivo al toscanavirus dopo la puntura di un papataccio. Il virus West Nile è stato riscontrato anche in 2 cavalli. L'USL 6, dopo una riunione con i sindaci, ha disposto alcune misure per la disinfestazione dalle zanzare. Sono relative in particolare ai trattamenti della lotta biologica, soprattutto nei fossati, nella parte più vicina ai centri abitati. Poi abbiamo un rinnovato appello per la protezione individuale. I repellenti, ricordiamo, sono un vero e proprio scudo contro gli insetti. E poi l'apertura in casi di festeggiamenti o di sagre o eventi serali notturni
dell'abbattimento del numero di zanzare con adulticidi fatti nelle 24 ore precedenti alle giornate di festa. Come misure di prevenzione viene consigliato di usare dei repellenti e abiti lunghi ed evitare di avere ristagni d'acqua nei giardini e nelle terrazze delle abitazioni. Il cambiamento climatico va ad influire, infatti si parla di One Health, quindi si parla di un'associazione tra ciò che succede nell'uomo, nell'animale ma anche nell'ambiente, quindi tutto è collegato alla possibilità di avere un aumento di queste patologie. La sorveglianza c'è, il Veneto l'ha sempre avuta, del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, quindi siamo con le orecchie alte per capire se sta accadendo qualcosa di diverso. E come vi avevamo annunciato, il Presidente della Camera, Roberto Fico, quindi torniamo a parlare adesso per un attimo della caduta del governo, ha letto in aula una lettera scritta dal ormai ex Premier Mario Draghi, ebbene confermando le dimissioni di quest'ultimo, quindi oramai la notizia è ufficiale ed è anche confermata, quindi il corpo della lettera di Mario Draghi era proprio incentrato sul suo addio, sulle sue dimissioni da Premier. Ebbene, noi adesso continuiamo a parlare di sanità, abbiamo fatto il punto sulla West Nile, ma adesso diamo gli ultimi aggiornamenti anche per quello che riguarda il Covid e il vaiolo delle scimmie. Picco raggiunto e superato per questa ondata estiva di Covid. Stanno calando i nuovi positivi a Padova, meno 17% rispetto alla scorsa settimana, e si è arrivati al cosiddetto plateau dei casi attualmente positivi, che sono calati di circa un centinaio rispetto a 7 giorni fa. Nelle ultime ore i nuovi positivi registrati sono 1773, i ricoverati in azienda ospedaliera e Sant'Antonio sono 112, di cui 6 in terapia intensiva. Di questi casi la maggior parte, ovvero ben 81, sono Covid per caso, ovvero ricoverati in ospedale per altre patologie. La variante predominante resta Omicron 5. Proprio perché c'è questa continua variazione del virus, quindi queste mutazioni continue, sono importanti le misure di prevenzione, che ancora una volta le ricordiamo: la vaccinazione, quarta dose, proprio fare in modo che sia presa veramente sul serio dagli ultra sessantenni come possibilità di prevenzione. E poi sono le misure di prevenzione individuali, che sono quelle che conosciamo bene, sempre mascherina là dove ci sono assembramenti, là dove non c'è distanziamento sociale, averla sempre a portata di mano, e poi l'igiene delle mani in particolare. Per quanto riguarda il vaiolo delle scimmie, aumentano i casi ma sono focolai contenuti, 16 le persone seguite dall'azienda ospedaliera, 1 solo ricoverato in via precauzionale. Aumentano il numero dei soggetti, per un aumento che è controllato, e aumentano fondamentalmente sempre nello stesso target, e quindi di conseguenza facciamo attenzione e continuiamo a essere molto attenti a questa patologia. Questo è il punto della situazione nel Padovano. Ampliamo il raggio, è un dato ancora molto alto, sono, per quello che riguarda i contagi Covid in Veneto, 8.490 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Lo ripetiamo, 8.490, pur se è un dato importante, anche se in calo rispetto a ieri, quando erano stati poco più di 9.234. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 8 vittime, quindi il bollettino della regione aggiorna così a 2.036.843 il dato delle infezioni dall'inizio della pandemia. Sono poco meno di 15.000 i decessi. Invece in aumento gli attuali positivi, 107.725, quindi quasi 108.000 persone attualmente positive in Veneto. Restano pressoché invariati i dati ospedalieri, che vedono però il totale dei ricoverati sopra quota 1.000. I malati di Covid ricoverati nei reparti ordinari, quindi non in terapia intensiva, sono 1.007,
7, quelli delle terapie intensive 44, 6 in meno rispetto alle ultime 24 ore. Quindi ripetiamo, 8.490 i nuovi positivi, calano le terapie intensive, le ospedalizzazioni superano quota 1.000. Questi numeri da tenere a mente, che fotografano l'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 ore in Veneto. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo perché abbiamo ancora tante notizie di cronaca e di attualità da scoprire insieme. A dopo. Rieccoci in diretta a Focus TG. Adesso parliamo e torniamo a parlare della tragedia della Marmolada. Ieri, giornata di commemorazione, giornata degli ultimi saluti, giornata di grande dolore, di grande commozione per i funerali. Allora partiamo con l'addio dato a Filippo Bari a Isola Vicentina e a Paolo Dani a Valdagno. Vediamo. Ti lasciamo andare in alto stavolta. È l'addio della comunità di Isola Vicentina a Filippo Bari, il giovane papà 27enne, il cui sorriso, nel selfie scattato poco prima che il ghiacciaio lo travolgesse, è diventato il simbolo della tragedia sulla Marmolada. La gioia e alle spalle il ghiacciaio. Oggi i funerali alla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo Gremita lo hanno ricordato in tanti per quella voglia di vita che gli bruciava dentro, che lo spingeva in alto, lui con le sue passioni, la musica e la montagna. Sali Filippo, sali la grande montagna, ti lasciamo andare e grazie per averci insegnato che la vita è meravigliosa. Tante le testimonianze di affetto e vicinanza, dai parenti che lo hanno ricordato sorridente ed esuberante fin da piccolo, agli amici del CAI di Malo a cui Filippo era iscritto, che resteranno uniti a lui come un moschettone invisibile, hanno detto nel loro ricordo, strumento che diventa simbolo di un'amicizia consumata in montagna durante le tante cordate condivise. È un modo di sentirci uniti, di condividere questo momento, ripeto, oggi è un momento di riflessione e silenzio. Oggi è lutto cittadino a Malo, dove abitava, e Isola Vicentina, dove c'è la famiglia d'origine. Un sorriso che faceva naturalmente che contagioso e che sicuramente dava anche forza a chi lo vedeva. Il sorriso che lenisce forse in parte questo ricordo, il dolore di oggi. Partecipi alle attività, diciamo così, della comunità, presente con il CAI, devo dire che ha segnato la nostra comunità di Malo. E lutto cittadino anche a Valdagno, dove nel pomeriggio si è svolto in Duomo l'ultimo addio a Paolo Dani, guida alpina, responsabile del soccorso alpino di Recoaro e Valdagno dal 2013 al 2020. Un accorato ultimo saluto degli operatori del soccorso alpino speleologico veneto che hanno accompagnato il necrologio. Vola in alto Paolino e vigila dalla cima della Regina che ti ha reclamato come suo diletto custode, riversandosi in chiesa tra le lacrime e gli abbracci. È un ricordo come volontario prima di tutto, perché per la stazione di Schio era un punto di riferimento, e come persona, anche perché è una persona, almeno io l'ho conosciuto, gioviale, molto amica, quindi... Lascia un seme che germoglia, ha ricordato il parroco nell'omelia, quello del darsi e dare agli altri, in riferimento alle tante vite salvate da chi è impegnato nella tutela altrui. Era una persona speciale perché lui aveva fatto del volontariato, non solo la sua professione, ma proprio uno dei cardini della sua vita, quindi era molto conosciuta in tutta la valle proprio perché aveva aiutato tantissime persone. Isola Vicentina, Valdagno e Tiene. Anche Tiene ieri si è stretta in un corale abbraccio, è un abbraccio che coinvolge e cattura insomma le emozioni, il dolore, la commozione non solo di queste tre città, di questi tre paesi, ma chiaramente di tutto il Veneto e non solo. Dicevamo ieri funerali anche a Tiene per l'ultimo saluto a Tommaso Carollo, una delle prime vittime accertate della tragedia della Marmolada. Da
oggi riposa in pace Tommaso Carollo, l'alpinista di Thiene, strappato alla vita lo scorso maledetto 3 luglio nella tragedia della Marmolada, dove sono morte 11 persone, 8 venete. La compagna Alessandra De Camilli, sopravvissuta, si trova ancora in ospedale e ha seguito via streaming le esequie. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a un uomo amato, ricordato per la sua gentilezza e il suo sorriso. In tanti al Duomo, dopo giorni di straziante attesa per riunirsi in un corale abbraccio, toccanti le parole del figlio Filippo. Caro papà, anche se non ci sei più, ti voglio ringraziare per tutto quello che mi hai insegnato. Mi hai insegnato a battere le mie paure e ad essere coraggioso. Mi hai insegnato a valutare bene ogni situazione difficile per prendere la decisione più saggia. Grazie papà per tutto, ti voglio bene. Un'empatia, una curiosità, una sete di sapere, una voglia di mettersi sempre alla prova sono trapelate da chi lo conosceva, chi gli era stato vicino anche solo per un tratto della sua vita. In questi giorni, chiudendo gli occhi, ti ho rivisto giovane esploratore. Ho provato una forte emozione nel constatare che gli anni non cancellano quello che si è intensamente vissuto. Tante le autorità presenti alla cerimonia, tra cui la vicepresidentessa della Regione Veneto Elisa De Berti, tanti i gruppi, le associazioni, Protezione Civile in primis, cui il 47enne era legato. A salutare Tommaso Carollo nell'omelia Don Luigi Garbinetto, che proprio con lui trascorse gli anni di liceo. Perché credo che Tommaso era più un esploratore che uno scalatore. E allora un esploratore di alte vette ci insegna almeno 3 cose. Dio aiutaci a viverle. Prima di tutto fa che quando camminiamo non ci scordiamo di prepararci, di partire ogni giorno attrezzati. Un dolore colmo di dignità, palpabile, per dire addio a Tommaso Carollo. Ciao, uomo cortese. Una vicinanza, quella alla famiglia, agli amici di Tommaso, che arriva anche dal sindaco di Thiene e dal vicepresidente della provincia autonoma di Trento. Molto provato in questa giornata triste il sindaco di Thiene, Gian Antonio Michelusi, presente al funerale di Tommaso Carollo. Il primo cittadino ha voluto ricordare l'alpinista 47enne come un uomo sempre attivo nella vita della comunità. Che Tommaso ha partecipato alla vita sociale di questo paese in modo pesante, quindi siamo proprio vicini a tutti i familiari. Ecco, oggi in particolar modo un'intera città proprio si riunisce. C'è un'intera città, ma è una comunità che si unisce, perché non è solamente la città di Thiene, ma ci sono anche altri paesi che si uniscono a questa grande tragedia. Presente anche il vicepresidente della provincia autonoma di Trento. Ho voluto essere qui innanzitutto per portare il cordoglio ai familiari, agli amici, ai conoscenti di Tommaso Carollo, che ha perso tristemente la vita in quella domenica sulla Marmolada. Quindi oggi momento del cordoglio, della solidarietà e della vicinanza ai suoi cari. Che coglie l'occasione per tornare a parlare della fragilità della montagna e del ruolo delle istituzioni. Il tema che anche in Trentino stiamo discutendo, stiamo approfondendo, l'abbiamo fatto anche qualche giorno fa in occasione del Consiglio della Fondazione dell'Omite UNESCO, è quella di fare una riflessione di fronte a quelli che sono cambiamenti climatici in atto, ad una crisi climatica, e la stiamo vivendo in modo particolare quest'anno anche con questa crisi idrica, temperature altissime. Allora ci devono essere anche delle azioni poi politiche che vanno in una certa direzione per provare, per tentare di invertire anche questa tendenza, che deve portare a cosa? Ad una maggiore sostenibilità, ad un valore dell'ambiente che soprattutto per i territori di montagna è ancora più importante, e questo è il compito a cui noi siamo chiamati oggi. Adesso ci fermiamo per 2 minuti di pubblicità, rientriamo con la pagina di cronaca fra poco.
Ben ritrovati in diretta con Focus TG. Allora, la cronaca, apriamo di nuovo una finestra su Roma dopo la conferma delle dimissioni del Premier Mario Draghi, con una lettera letta dal Presidente della Camera Fico in aula. Arrivano anche le prime reazioni, ad esempio Letta del PD dice: ieri c'è stato un vulnus nei confronti del Paese che manterrà effetti negativi per molto a lungo. Se alle elezioni, le prossime elezioni, che oramai è lo scenario davanti a noi, il PD dovesse vincere, potremo riprendere il filo di Draghi. Queste le dichiarazioni a caldo di Enrico Letta. Invece, crisi di governo, il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo annuncia che ha appoggiato totalmente la scelta di Giuseppe Conte di non votare la fiducia al governo Draghi. È quanto riferiscono fonti parlamentari vicine proprio al Movimento, che avrebbe approvato la decisione presa dal Movimento 5 Stelle perché a quelle condizioni non aveva più senso restare nell'esecutivo. Quindi da Grillo arriva un appoggio totale a Conte. Queste notizie che sono battute dalle agenzie. Noi vi teniamo aggiornati su, come vi dicevo, quello che sta succedendo a Roma in questi minuti. Adesso però parliamo di cronaca del posto. Ci spostiamo a Vicenza, dove è avvenuta una macabra scoperta. Nel piazzale della stazione SVT è stato trovato un cadavere. Viene trovato così, un corpo senza vita, con un passato tutto da decifrare e senza più un futuro. Siamo in un angolo della stazione degli autobus SVT in Viale Milano a Vicenza. Il cadavere è a terra, vicino a un deposito di pneumatici. Veste solo con pantaloncini e scarpe, avrebbe le mani con diverse scoriazioni, una ferita al naso. Forse è caduto, forse un incidente, ma tutte le ipotesi restano aperte. Sul posto si precipitano gli investigatori della questura che lo identificano. Si tratta di un 35enne di Palmanova del Friuli, già noto alle forze dell'ordine. La vittima, con vari precedenti, era appena stata dimessa dal carcere di Vicenza. L'autostazione è controllata dalle telecamere, l'azienda di trasporti mette a disposizione della polizia le registrazioni degli occhi elettronici. Gli uomini della squadra mobile passano al setaccio le immagini per risalire alla dinamica della morte, ma sarà l'autopsia già predisposta a far luce sulle cause del decesso. In questo momento tutte le ipotesi vengono prese in considerazione dagli inquirenti. Non è possibile stabilire con certezza se il decesso sia stato causato da un'azione violenta di altre persone, ma è verosimile che la morte dell'uomo possa essere ricondotta a un incidente o a cause naturali. Il giallo del corpo ritrovato non è ancora stato risolto. Restiamo a Vicenza, sorpreso a spacciare con ben 43 dosi di droga. Un pusher è stato arrestato dalla polizia locale di Vicenza e processato per direttissima. Campomarzo, l'outlet veneto della droga, ormai è sotto stretta sorveglianza. Merito del NOS, il nucleo operativo speciale che tiene sotto controllo il parco con le telecamere di videosorveglianza che inviano le immagini in tempo reale nel fortino della polizia locale. 16:23 da Delta, spostatevi verso Campomarzo, abbiamo del movimento. Improvvisamente dai monitor del distaccamento della polizia locale nella foresta urbana di Campomarzo viene notato un africano che s'aggira con fare sospetto nel parco e s'avvicina a tossicodipendenti già conosciuti dalle forze dell'ordine. Viene attivata la pattuglia antidegrado in divisa, gli agenti entrano in azione e fermano l'uomo. Lo portano nel distaccamento per identificarlo e perquisirlo, ma scendendo dall'auto della polizia locale, l'immigrato tenta il tutto per tutto e cerca di disfarsi di un sacchetto. Inutilmente, perché la mossa viene immediatamente notata e l'involucro recuperato. All'interno gli agenti trovano 28 dosi di cocaina per più di 3,5 grammi e 15 dosi di eroina per 2,5 grammi. Addosso lo straniero a 286 euro, considerati il guadagno dello spaccio di droga.
Vista la quantità di stupefacenti, il pusher, un 29enne nigeriano con precedenti, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del comando della polizia locale a disposizione per il processo per direttissima, in cui è stato condannato a 7 mesi di reclusione e al pagamento di 1.000 euro di sanzione, arresto convalidato e pena sospesa. Ma quel che conta è che a Vicenza, in trincea a Campomarzo, la polizia locale continua la sua guerra quotidiana contro il degrado. Da Vicenza adesso a Treviso, dove un 50enne del posto tenta di violentare una ragazza e viene arrestato. Tentata violenza sessuale e furto sono le accuse di cui deve rispondere un 50enne italiano, per il quale sono scattate le manette ai polsi lunedì a tarda sera. Erano all'incirca le 23 del 18 luglio quando ai carabinieri di Treviso è arrivata la chiamata di una trentenne che, molto spaventata, diceva di essere stata oggetto, in pieno centro storico di fronte a Palazzo Giacomelli, di pesanti molestie sessuali da parte di un uomo di mezza età che, dopo alcuni apprezzamenti verso di lei, vistosi respinto, ha rubato la bicicletta della donna mollando a terra quella con cui era arrivato e mettendosi a gironzolare nei dintorni fino a quando i carabinieri, chiamati dalla presunta vittima, non lo hanno intercettato e arrestato. Il 50enne, che non lavora e potrebbe essere anche l'autore dei recenti roghi in pescheria, è comparso di fronte al giudice Marco Biagetti per l'udienza nella quale è stato convalidato l'arresto e per l'interrogatorio di garanzia. Il GIP si è messo in riserva sulla misura cautelare. Il difensore avvocato Giorgia Cenedese ha chiesto la liberazione o, in subordine, gli arresti domiciliari. Grave incidente lungo la 4 in quello che oramai è stato tristemente ribattezzato il tratto maledetto. Un'auto si capovolge, finisce contro un tir grave. Il conducente è volata nella corsia di marcia opposta, finendo contro la parte posteriore di un'autocisterna che trasportava gas butano. È accaduto questa mattina nel tratto maledetto dell'autostrada A4, poco dopo le 6 a Fossalta di Portogruaro, all'altezza della stazione di servizio di Fratta in direzione Trieste. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno estratto il conducente dall'auto per farlo portare via dai sanitari del 118 con l'elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e il personale dell'autostrada. Secondo una prima ricostruzione, l'auto ha urtato il mezzo pesante mentre era in fase di sorpasso e si è capovolta. La circolazione è tornata alla normalità verso le 8:30. E noi adesso apriamo un'altra parentesi sulla caduta del governo, sulla crisi della politica, perché insomma si cominciano già a ipotizzare le date per le elezioni, per le prossime elezioni. Leggiamo insieme, insomma, con la crisi di governo, le dimissioni del premier Draghi e il conseguente scioglimento delle Camere, si profilano nuove elezioni. Il voto dipenderà da una serie di timing. I cittadini potrebbero essere chiamati alle urne, queste sono le prime voci che filtrano dai palazzi, per un nuovo esecutivo domenica 25 settembre o più probabilmente domenica 2 ottobre. Quindi c'è già il totodata per le prossime elezioni. Lo ripetiamo, le indiscrezioni che ci arrivano da Roma parlano di domenica 25 settembre o domenica 2 ottobre come date probabili, date papabili per le nuove elezioni. Chiaramente insomma arrivano possibili conferme e anche insomma tentativi di prendere un po' di tempo, soprattutto sulla questione della precisione tempistica delle date e quant'altro, ma grosso modo insomma queste sono le date su cui sembra si stia lavorando. Noi adesso torniamo alla cronaca, torniamo a casa nostra, torniamo in Veneto, siamo a Castelfranco per una storia andata fortunatamente a lieto fine. 2 cagnolini abbandonati in auto sotto il sole sono stati salvati dalla polizia locale.
Erano da poco trascorse le 11 di martedì 19 luglio quando gli agenti della polizia locale di Castelfranco sono stati avvisati della presenza di un'auto con all'interno 2 cani ansimanti per il forte caldo. L'equipaggio in servizio di pattugliamento nella zona industriale ha così individuato un SUV di colore nero parcheggiato sotto il sole in via della Cooperazione con all'interno 2 cagnolini di piccola taglia. Nell'impossibilità di rintracciare il proprietario della vettura in tempi ragionevolmente brevi, gli agenti hanno frantumato il vetro dell'auto e salvato i 2 cuccioli che cercavano di uscire disperatamente dall'abitacolo di un SUV nero parcheggiato da ore sotto il sole a una temperatura registrata di 37 gradi. Gli animali sono stati salvati in questo parcheggio alle mie spalle. Abbiamo parlato con il sindaco Stefano Marcon. Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione dove si sentivano provenire dei latrati dall'interno di una macchina nera, e abbiamo scoperto che vi erano 2 cagnolini di piccola taglia che sono rimasti all'interno di quest'auto 2 ore e stavano soffrendo, ormai insomma erano arrivati in una situazione veramente pericolosa. Quindi un plauso alla polizia locale, un plauso a chi ci ha fatto la segnalazione, e fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, ma contestualmente è arrivato anche il proprietario dell'automobile. Gli animali sono stati liberati, sono stati accuditi, visitati da un veterinario ed oggi insomma stanno bene. Fortunatamente i 2 animali sono ora in buona salute. Dalle informazioni assunte successivamente pare che i cani fossero in auto dalle 9 del mattino. Il proprietario, un uomo del Bellunese, ha tentato di giustificarsi dicendo di aver lasciato un po' il finestrino aperto. Questo costerà caro purtroppo al signore che ha commesso questa leggerezza, perché è stato denunciato, subirà una denuncia per abbandono e maltrattamento animali e le conseguenti insomma azioni disciplinari, chiamiamole così. Noi adesso ci fermiamo per un altro piccolo break pubblicitario, torniamo per dare spazio a 2 tematiche importanti: la siccità con tutti gli ultimi aggiornamenti e con le immagini che testimoniano la gravità di un fenomeno che sta mettendo in grande difficoltà l'agricoltura e non solo, e poi la crisi del lavoro. Tutto questo fra poco, restate con noi. Sono quasi le 12:45, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta, come annunciato parliamo di crisi del lavoro, parliamo di siccità nei prossimi servizi. Per quello che riguarda proprio il mondo del lavoro, le difficoltà che riguardano insomma il rincaro delle bollette delle materie prime si sposano anche con i problemi di microcriminalità. Siamo nella Marca, i commercianti lanciano un allarme di sicurezza soprattutto per quello che riguarda le baby gang e gli schiamazzi. Vediamo. Più di un commerciante trevigiano su 2 si sente poco o per nulla al sicuro nel proprio comune, e questo è il dato più significativo emerso dal focus sulla microcriminalità promosso dall'Osservatorio Congiunturale Provinciale di Ascom Confcommercio. Quasi 1 migliaio gli imprenditori intervistati distribuiti in ogni angolo della Marca. Sul tipo di delinquenza i commercianti hanno percepito un aumento del fenomeno delle baby gang, delle risse e degli schiamazzi, mentre giudicano invariati o in leggero aumento atti di vandalismo, furti e rapine. I dati sono stati illustrati al prefetto di Treviso Sidoti, che fa un'analisi. C'è una differenza sostanziale tra sensazione e realtà. Si tratta appunto di una sensazione, di un sentimento. I dati in nostro possesso non esprimono un indice di delittuosità su questi temi così come viene percepito. I dati rispetto agli anni 2018-19, laddove non siano in diminuzione, sono viceversa stabili. L'indagine traccia anche una mappa del rischio. A sentirsi più esposte sono le imprese dei mandamenti di Treviso e Castelfranco. Nella zona rossa della percezione anche Mogliano e Spresiano. Vengono poi segnalati luoghi specifici come San Liberale, Fonderia, quartieri popolari nel capoluogo, il Parco Magnina, Montebelluna, Biscione, Zanussi, ex Zoppas a Conegliano, Piazza della Serenissima e Largo Asiago a Castelfranco, i parchi a Loria.
Siamo una provincia che ha contezza finalmente di numeri e non tutti i territori lo hanno, per cui è importante anche la ricaduta e la restituzione di questi dati significativi ai comuni della provincia di Treviso, soprattutto a quelli interessati dalle aree che ospitano, abbiamo detto, la stazione ferroviaria, piuttosto che la stazione delle corriere, piuttosto che altre aree sensibili. Se Ascom chiede un nuovo patto condiviso per la sicurezza, il prefetto ricorda da parte sua i maggiori controlli avviati con l'estate che saranno ulteriormente intensificati per il Ferragosto, ma si guarda anche all'autunno, quando inflazione e questione energetica potrebbero aumentare le tensioni sociali e il rischio infiltrazioni per le imprese. Per quanto riguarda la tenuta sociale, io ho fiducia, nel senso che abbiamo resistito, le imprese hanno resistito 2 anni e se le condizioni minimamente riescono a darci qualche vantaggio verremo fuori anche da quello. Osserviamo in questi mesi come andranno e prepariamoci per le evenienze. E il rincaro delle bollette costa, pensate al Comune di Treviso, oltre 2,5 milioni, ma come se non bastasse ci sono anche diversi milioni di introiti non ancora incassati tra multe, parcheggi e canone delle antenne. Anche questa è una fotografia della crisi attuale che insomma raccontiamo nel prossimo servizio. Nel 2022 siamo partiti stimandone 2 milioni, in realtà si arriverà a fine anno stimando un costo di 2 milioni / 3 milioni. Quindi si fanno sentire tutti questi aumenti e valgono sia per energia elettrica che per il gas, quindi il riscaldamento, una cifra che non ci aspettavamo. Di scostamento di bilancio per ora non se n'è parlato, ma i rincari che stanno colpendo le famiglie si sono abbattuti anche nella cosa pubblica, mettendo seriamente a rischio i conti anche del Comune di Treviso. L'assessore al bilancio Schiavone ha stimato in quasi 3 milioni di euro l'aumento del costo delle utenze, oltre agli aumenti di centinaia di migliaia di euro nei cantieri, aumenti cui non corrispondono però maggiori entrate. Abbiamo minori entrate per quanto riguarda i parcheggi, siamo sul $500,000, abbiamo minori entrate per quanto riguarda le antenne, 1 milione per una nuova legge che ha declassato il suolo pubblico delle antenne, e qualche plateatico perché i primi 3 mesi era ancora stato d'emergenza e insomma il bilancio del Comune di Treviso 2022 avrà qualche ammanco. Meno incassi anche dalle multe, i trevigiani fanno meno infrazioni, tra parcheggi selvaggi ed eccesso di velocità quest'anno mancano all'appello 2,5 milioni di euro, che sommati agli introiti mancanti dei parcheggi fanno slittare interventi dell'amministrazione comunale di aggiustamento delle tariffe. Possibile tornare alle 2 ore di parcheggio gratuito, come richiesto dai commercianti, spiega il vice sindaco De Checchi, ma non in questo momento. Quelle difficoltà economiche di cui molto spesso sentiamo parlare per quanto riguarda le famiglie o l'impresa, li ha anche l'ente locale, li ha anche il comune. Quindi in attesa di capire quanto dovremmo andare a spendere e quanta disponibilità avremo, tendenzialmente se riusciremo a ricavare qualcosina da spendersi per quell'attività, credo siano esperimenti che vadano rifatti. Stiamo monitorando giorno dopo giorno, ma non è uno scherzo, giorno dopo giorno le entrate e le uscite, affinché la città benefici di tutti i servizi che ha in essere adesso e dovranno continuare ad essere fino a fine anno. Inflazione galoppante, la fiducia dei commercianti torna a calare, insomma dalla Camera di Commercio arriva un grido d'allarme. La fiducia delle imprese trevigiane del commercio è ancora sulle montagne russe e non potrebbe essere altrimenti viste le 1000 variabili interne e internazionali. Cresciuto nel primo trimestre 2022 anche a seguito del boom dell'anno precedente, l'indicatore è previsto in calo per settembre, i motivi ormai sono evidenti. Non siamo ancora tornati al periodo pre-Covid, però sicuramente c'è un miglioramento di quelli che sono i conti delle imprese, compressi purtroppo da quelli che è l'aumento abnorme dei prezzi dei fornitori, pensiamo all'inflazione montante, all'aumento del costo dell'energia che in qualche modo mette in crisi una
una ripresa che invece alla fine del 2021 sembrava certa. Gli affari in primavera sono stati mediamente buoni, i ricavi rispetto allo stesso periodo del 2021, quando ancora c'erano diverse limitazioni, sono cresciuti del 17%, con picchi della ricezione turistica più 38%, più 20% nella ristorazione. Quantificato anche l'indotto del Giro d'Italia, con il 36% delle imprese che ha visto aumentare il proprio fatturato, 29% in più di clienti e ricavi. Certo, molte realtà sono arrivate alla ripartenza con il fiato corto, peggiore infatti la capacità di far fronte al proprio fabbisogno finanziario. Cruciale il ruolo delle banche del territorio. A noi interessa questi dati per capire che dobbiamo far fronte per l'ennesima volta a quello che è il rubinetto che permette di erogare il credito alle imprese e far sì che le aziende abbiano di nuovo fiducia e ritornino ad investire. Nelle stesse ore la Camera di Commercio ha diffuso i dati sulla demografia d'impresa. Nell'arco di tempo che va da giugno 2019 a oggi, il Trevigiano ha guadagnato complessivamente 289 imprese, un dato all'apparenza positivo che però nasconde un fenomeno preoccupante, quello della crescita delle imprese edili, definita abnorme dallo stesso presidente Mario Pozza. In un anno nella Marca si sono registrate 271 unità nelle costruzioni in più, 500 da giugno 2019. Rischia di diventare un elemento di fragilità una volta cessati gli incentivi statali, l'allarme di Pozza. E questa mattina, proprio poco fa, torniamo a parlare della tragedia della Marmolada. C'è stato l'addio commosso anche a Erika Campagnaro e Davide Miotti nel Duomo di Cittadella. C'eravamo anche noi, vi raccontiamo questo momento di grande commozione, di grande dolore nel prossimo servizio. Già alle 9:30 il Duomo era pieno, in attesa dei feretri che sono arrivati puntuali alle 10. 2 auto in parata con loro all'interno, davanti all'ingresso principale. Poco lontano il gruppo dei parenti con i figli di Erika e Davide, che osservano tra le lacrime i genitori mentre vengono portati all'interno della chiesa. Le parole dei cantici scelte per consacrare il loro amore le abbiamo riascoltate oggi, continua Don Luca nelle parole dell'omelia. Abbiamo visto crescere un amore sempre più grande. Il giorno del loro matrimonio, raccontano i fratelli e le sorelle, dopo l'augurio speciale della piccola Karen, gli amici li hanno legati assieme con una corda da arrampicata. E raccontano anche che Davide si era preoccupato che il nodo fosse eseguito alla perfezione, attento e scrupoloso come era sempre. E poi hanno aggiunto i fratelli: il loro cammino è stato tutto in salita, tra impegni familiari e lavorativi, ma la fatica non li ha mai spaventati. Ha letto alcuni scritti dei 2 coniugi quando andavano in montagna, Don Luca Moretti. La vita arriva dopo la salita più difficile. Piacere, estasi, vita e la vista migliore. Parlano già di paradiso, dice il presule. Chi vive in montagna come voi lo sa. Siate sereni. Sappiamo che siete tra noi. E poi il fratello. Ricordo il tuo sorriso, la vita da ragazzi, lo sport, la passione che ti permetteva di amare ancora di più la vita. La tua passione, il luogo lontano che ti permetteva forse di amare ancora di più la vita, quella interiore, quella dell'anima. Tu, Erika, siete ora ancora più di prima una sola cosa. Si susseguono parenti e amici, tutti ricordano Erika e Davide, ogni storia, ogni momento da raccontare, di 2 vite spezzate troppo presto, ma che nessuno dimenticherà mai, unite dalla vita e adesso per sempre dal destino. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di siccità, ci spostiamo nella Pedemontana che è nella morsa della siccità. Il Consorzio Bonifica Brenta avverte: le scorte idriche finiranno molto presto. Non piove più e quando arrivano le piogge sono spesso devastanti, ma non sono affatto d'aiuto nella gestione dell'emergenza legata alla siccità.
E così anche la Brenta va in crisi, tanto che le riserve del Corlo hanno i giorni contati. Lo conferma pure il presidente del consorzio di bonifica. Noi abbiamo previsto di finirla questo mese, alla fine di questo mese, e quindi poi faremo in consorzio faremo una riunione con i tecnici e vedremo la soluzione ottimale da avere sul territorio. Bisognerà capire quali saranno le portate del fiume Brenta e da lì ci regoleremo su come chiudere e aprire i canali. Il grande fiume è un paziente al cui capezzale sono molti medici, che però non hanno gli strumenti e le medicine per curare il guaio antico di cui soffre il malato. Il fiume Brenta è un malato cronico in fase terminale perché è arrivato qualche settimana fa a 1,5 metri cubi di portata, prima a monte dell'affluente Cismon. Che cosa ci si può aspettare ora? Bisognerebbe aspettarsi un po' di pioggia perché qui non se ne vede da fine, ho mai visto una cosa del genere, perché siccità sì va bene, ma 2 o 3 mesi che non piove è una cosa mai vista. Il consorzio di bonifica Brenta lancia un appello agli agricoltori e a chi usufruisce di una risorsa così importante e così fragile. A tutti i cittadini e a tutti gli utenti devo dire di stare attenti, di utilizzare l'acqua quando è il loro turno, di non andare a usare l'acqua degli altri e avere un risparmio, di usarne il meno possibile perché la situazione non è certamente delle migliori. E proprio per parlare di siccità adesso ci spostiamo a Padova, dove c'è la nostra collega Valentina Visentini insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Valentina, a te la linea. Buongiorno Alex, e per mostrarvi purtroppo delle immagini che non fa certo piacere vedere, ma che purtroppo ci stiamo abituando a vedere nei canali padovani in questi giorni. Guardate qui la moria di pesci, sono in particolare carpe che sono in questo tratto, il tratto più chiuso del canale Santa Chiara in pieno centro a Padova. Ieri vi avevamo documentato il salvataggio di 3 quintali di pesce, ma ovviamente è difficile arrivare in tutti i punti dei canali per le opere di recupero e salvataggio dei pesci, e queste insomma ne vediamo le conseguenze. Il canale è poco più di un rigagnolo di acqua stagnante, manca l'ossigeno e questo è quello che poi ne deriva, ovvero la moria di pesci. Qui almeno sono 5 le carpe che vediamo, ma basta spostarsi un po' più in là per vederne comunque altri pesci che sono già morti. Ovviamente questo cosa comporta? Non è solo un'emergenza idrica, ma anche un'emergenza sanitaria, perché il pesce morto può creare insomma dei problemi di salubrità, il proliferare dei topi, delle zanzare, e in questo periodo come ben stanno dicendo gli esperti, bisogna stare attenti alle zanzare, visti i casi di West Nile che si sono registrati soprattutto nella bassa padovana proprio a causa dei ristagni di acqua. Infatti una delle principali indicazioni è evitare i ristagni d'acqua nelle abitazioni, nei sottovasi per esempio, ma è impossibile arrivare ovunque, e soprattutto per quanto riguarda i canali quasi in secca e asciutti che provocano piccoli rigagnoli d'acqua, acqua molto bassa, molto calda, che favorisce appunto il proliferare delle zanzare. Sono conseguenze di questi giorni molto caldi. L'allerta per le temperature è stata fatta proprio nei giorni scorsi da ARPAV, che prevede fino al fine settimana temperature veramente record in tutta la regione, in particolare anche nel Padovano, con i 39 gradi previsti nel fine settimana. Una situazione che preoccupa, come abbiamo sentito nei precedenti servizi, i consorzi di bonifica. Anche il consorzio di bonifica Bacchiglione è molto preoccupato, soprattutto per le sorti dell'agricoltura nella bassa padovana. A rischio la produzione di radicchio, proprio perché il Bacchiglione è veramente a livelli minimi, non riesce più, non arriva più acqua nemmeno dal Brenta, e quindi fa fatica proprio a portare l'acqua nelle campagne della bassa padovana. Questa insomma è un po' la situazione per quanto riguarda il Padovano. Per quanto riguarda la situazione West Nile vi confermiamo appunto i due decessi. L'ultimo è avvenuto ieri nell'ospedale di Schiavonia. Sono almeno 7 i casi con febbre dovuta ad encefalite, dovuta appunto o alla West Nile o al Toscana virus, ma questa è
solo la punta di un iceberg, perché il West Nile all'80% si manifesta come asintomatico, quindi potrebbero esserci molti casi, ovviamente tutti asintomatici, perché solo il 20% circa può sfociare in sintomi, una situazione che comunque è monitorata dall'azienda sanitaria e che costantemente ci aggiorna. Da Padova è tutto, se non hai altre domande restituisco la linea. Grazie Valentina Visentin per il suo collegamento preciso e puntuale, grazie a Federico Cibotto per le immagini. Noi rientriamo in studio per lanciare l'ultimo break pubblicitario. A fra poco, perché abbiamo ancora tante notizie e tanti servizi da vedere insieme. Restate con noi. Rientriamo in studio in diretta, sono da poco passate le 13, questo vuol dire che abbiamo circa un'altra mezz'ora da trascorrere in vostra compagnia per continuare a portare a casa vostra l'informazione del Veneto dal Veneto. Abbiamo parlato di siccità, abbiamo parlato di crisi del lavoro, torneremo fra poco a parlare del caldo torrido di queste giornate e di tutte le ripercussioni che ci sono per la salute, per l'economia, per il turismo, ma questa mattina è stata una mattinata come quella di ieri, contrassegnata, contraddistinta dal ricordo, dal cordoglio per le vittime della Marmolada. Ebbene, abbiamo visto le immagini anche poco fa, insomma, dei funerali di Davide e di Erika a Cittadella. Oggi, proprio questa mattina, c'è stato l'ultimo saluto anche a Nicolò Zavatta, la più giovane delle vittime della Marmolada. Vediamo. Nicolò ha lasciato dei fili d'oro nella nostra vita e le nostre fratture e il dolore andranno aggiustati con questo lascito prezioso con cui i cocci si salderanno e assumeranno un nuovo valore. È il messaggio che la comunità di Barbarano Mossano ha dedicato al 22enne Nicolò Zavatta, il più giovane delle vittime travolte dal ghiacciaio sulla Marmolada. Tanti ricordi di vita vera, del ragazzo che era una locomotiva, un catalizzatore, così lo descrive chi lo conosceva e oggi lo piange. Un giorno mi ha detto sei sempre uno che stai sempre, si vede che fai una roba e non stai pensando delle altre gente che lavora questo è quello che fai tu, no, quello fai tu. E mi ha detto sta frase che poi mi ha solo anche segnata: se mi piaceva stare fermo nascevo un albero. È così che si riassume la vitalità, l'indomita dinamicità di Nicolò, appassionato di chitarra, suonava in parrocchia con un gruppo di amici con i quali condivideva la passione per la mountain bike, la moto e l'alpinismo. Io ricordo che mi resta il concerto di Ligabue a Campovolo, è stata una giornata atomica come diceva lui, veramente. Penso sarà il miglior ricordo che mi porterò per sempre. Nicolò è un nostro allievo, uno di noi, un ragazzo di squadra che nel corso di schio ha veramente fatto squadra, ha coagulato soprattutto nelle attività di team working, anche tutti i compagni. E proprio i suoi amici gli hanno voluto dedicare un dono speciale, un cedro, simbolo di resurrezione, per coltivare la sua tenacia e al contempo per recepire il grido d'aiuto che arriva dalla natura e dalla Marmolada e prendersene cura. Vogliamo concretizzare in questo albero e in questi semi, negli elementi della terra e dell'acqua che gli alimentano, la nostra volontà di continuare a coltivare con il sorriso la tua intraprendenza. E la famiglia ha voluto salutarlo proiettando un video in cui suona la sua chitarra, sempre presente. Era un ragazzo di una vitalità straordinaria, un ragazzo inserito molto bene all'interno della comunità, con le opere, con gli amici, con le opere parrocchiali e pertanto sì, questo è il risultato della presenza di Nicolò nella nostra comunità. Un cordoglio, una commozione, un dolore che tutti noi porteremo dentro, continueremo a portarci dentro. Adesso voltiamo pagina e continuiamo a parlare di caldo e di siccità. Abbiamo visto in diretta con la nostra collega Valentina Visentin la moria dei pesci a Padova. Abbiamo ascoltato Enzo Sonza, il presidente del Consorzio di Bonifica Brenta, intervistato da Ferdinando Garavello per quello che riguarda la situazione nella Pedemontana. Adesso ascoltiamo l'ARPA,
ARPAV, perché sono previste temperature ancora in aumento e caldo torrido anche nei prossimi giorni. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico per i giorni dal 20 al 22 luglio. L'allerta riguarda le zone costiere, pianeggianti, continentali, pedemontane e montana del Veneto. Secondo le previsioni di ARPAV, a Padova si arriverà a sfiorare nei prossimi giorni 40 gradi. Il 19 luglio è stata in assoluto la giornata più calda dell'anno, con 36 gradi registrati nel veneziano e nel trevigiano e la media del padovano di 35 gradi. L'apice del caldo è atteso per il fine settimana. Le giornate saranno ancora all'insegna della stabilità, l'anticiclone nordafricano farà sentire i suoi effetti anche nei prossimi giorni sulla regione, le temperature sono previste in ulteriore aumento con apice del caldo previsto proprio durante il fine settimana e fino a lunedì 25. ARPAV monitora anche i livelli di ozono dell'aria. La qualità dell'aria è prevista in peggioramento, attualmente non abbiamo ancora raggiunto livelli di qualità dell'aria scadente, però con queste condizioni meteo probabilmente dovrebbero peggiorare. Nonostante le temperature record di questi giorni, l'estate del 2003 rimane in assoluto quella più calda, mentre ad oggi ci manteniamo sui livelli registrati nel 2019. Per le piogge bisognerà attendere ancora qualche giorno. Le piogge sono previste, delle locali piogge con rovesci temporali, soprattutto sui rilievi nelle ore pomeridiane. Nei prossimi giorni, sia domani, giovedì pomeriggio che soprattutto sabato pomeriggio. Per la pianura dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, la seconda parte della prossima settimana. L'ondata di caldo prosegue mentre continuiamo a tenere monitorata la situazione governo, caduta del governo, con le notizie ANSA che ci arrivano in continuazione. Fra poco faremo un altro flash di aggiornamento, continuiamo a parlare, dicevamo, di caldo. Siamo stati a Cassola per cercare di capire come i cittadini, come la gente del posto prova a superare questo momento di difficoltà, quali sono un po' gli escamotage per vincere la calura. Vediamo. Come combatte questo caldo? Sto chiusa in casa, abbasso le finestre e aspetto che arrivi sera. Infatti a quest'ora, vedi, è tutto vuoto, non c'è più nessuno. Troppo caldo? Troppo caldo. Infatti si muovono al mattino e basta. Caldo? Sì, perché c'è un po' d'aria. Fa caldo però, è estate. Cosa dobbiamo fare? Così bella l'estate. Quando fa caldo stiamo in casa con l'aria condizionata e quando possiamo usciamo. Fa caldo? Sì, molto caldo. Giornata caldissima. Come si combatte questo caldo? Bisogna stare tranquilli, non pensare alla montagna, al freddo. Giusto? Come si dorme la notte con questo caldo? La notte è un po' dura, però col clima si sta bene, dai. Solo che costa il clima? Purtroppo sì, però o muori o vai avanti con i costi e pagherai. Si dorme la notte con questo caldo? Beh, di sicuro non bene perché è caldo, però se hai il climatizzatore riesci a sopportarlo, ecco. Nonostante le bollette? Quello è un problema grosso perché devi stare attento a tutto, perciò non è che si può accendere come prima. Cosa si fa per combattere questo caldo? Allora, prima roba di bere più acqua più possibile e dopo di stare veramente sulla parte dove sei, specialmente all'ombra, ecco, tutto qua. E la notte come si dorme? Di notte con un po' di aria condizionata, in modo che senza sprecare tanto, si può anche dormire essendo aperto le finestre. Io ho i capelli grigi e lo soffro un pochino. Comunque dai, è la sua stagione adesso, e allora bisogna rassegnarci. Quanto caldo fa? Non dovrebbe neanche uscire a sta ora qua. Fa tanto caldo. Se bisogna uscire, devo uscire. Cosa sta bevendo per rinfrescarsi? Allora sto bevendo l'acqua frizzante con il limone. Nuove limitazioni per quello che riguarda le finalità irrigue da parte del Consorzio di Bonifica Piave, prevista anche un'ordinanza regionale. Insomma, la crisi idrica si fa sempre più importante. Vediamo.
La situazione sta cominciando a essere veramente difficile e quindi abbiamo ancora qualche settimana di autonomia, dopodiché dobbiamo sperare che ovviamente ci sia qualche perturbazione, quindi che piova in sostanza, perché altrimenti il rischio è di dover razionare l'acqua anche per quanto riguarda l'uso umano e non soltanto per l'uso agricolo e zootecnico. Quello che sembrava uno spauracchio ora è un'ipotesi sul tavolo. Anche per questo il presidente della regione Luca Zaia ha emanato in queste ore una nuova ordinanza. 2 le azioni: con la prima si attribuisce ai sindaci veneti la facoltà di adottare ordinanze locali per chiudere le fontane pubbliche. Secondo, si introduce l'autorizzazione alla deroga del deflusso minimo vitale, tema tra i più dibattuti. Se questo capiamo essere importanti per quanto riguarda la fauna e la flora selvatica, però dobbiamo anche capire che se non interveniamo su questo noi rischiamo a breve di essere senza acqua per l'agricoltura. Tra appelli e possibili nuove ordinanze, i comuni corrono ai ripari. A Treviso la situazione è costantemente monitorata. In questo momento stiamo facendo le valutazioni, perché è chiaro che dobbiamo farlo in un territorio più vasto, che possa essere solo il comune di Treviso, perché chiaramente i fiumi attraversano più comuni e più territori. A noi ci preoccupa particolarmente perché l'altezza dei canali è molto bassa. Teniamo conto che pur in un incremento fortissimo grazie a questa amministrazione la rete fognaria è ancora sotto il 50% del nostro territorio e quindi viene scaricato spesso sui canali, e questo può diventare un problema di ordine sanitario. A Montebelluna un provvedimento c'è già, con lo stop per esempio dell'uso di acqua potabile per il lavaggio delle auto. Noi abbiamo già emanato l'ordinanza antispreco, lo voglio ricordare, perché è stata fondamentale non solo per inibire la popolazione montebellunese nello spreco di acqua potabile, ma credo sia stata anche una presa di coscienza da parte di svariati cittadini che così hanno capito qual è la situazione. Ce lo ha raccontato prima la nostra collega Valentina Visentini. C'è veramente grande preoccupazione nella zona della Bassa Padovana per tutto quello che riguarda il Bacchiglione e non solo. Allora riepiloghiamo il tutto e approfondiamo la questione nel prossimo servizio. Se continua questa situazione meteo si rovinerà veramente tutto. Sarà impossibile il trapianto del radicchio, che è iniziato 2 giorni fa, e sarà impossibile irrigare perché acqua non ne abbiamo più. L'unico goccio d'acqua che ci arriva ancora dall'Ebe tramite il Bacchiglione, ma ora che arriva a Chioggia evapora perché non c'è più possibilità di trasportare l'acqua. I fiumi sono sotto il livello massimo di guardia, i nostri canali non ricevono più acqua. Non nasconde la preoccupazione il presidente del consorzio di bonifica Bacchiglione. Il fiume ha i minimi storici, non si riesce più a far defluire l'acqua dal Ponte dei Cavai e i canali padovani sono destinati a trasformarsi in piccoli acquitrini. Ma non solo, si teme anche per le sorti dell'agricoltura, a rischio l'intera produzione di radicchio nella Bassa Padovana. Tutto il nostro comprensorio ormai è a rischio, non abbiamo più forza, non abbiamo più acqua che ci arriva dalla montagna. Il Brenta è praticamente diventato un grande lago nel bacino di Stra e sta calando giorno per giorno, non alimenta più il Naviglio Brenta e conseguentemente il Novissimo che arriva a Chioggia. Stessa cosa è dalla parte ovest, dove i canali non arrivano più ad avere una portata tale da poter derivare acqua con i nostri impianti. Preoccupa anche la salubrità degli ambienti, visti i recenti casi di West Nile nel territorio della Bassa Padovana. L'acqua stagnante infatti provoca il proliferare delle zanzare. Io sono preoccupatissimo proprio per la West Nile, l'avevo già evidenziato ancora ad aprile in una riunione che abbiamo fatto a Venezia. Cioè, con poca acqua c'è la possibilità che si formino acquitrini, quindi gli uccelli vanno a mangiare lì e conseguentemente il contagio con gli insetti diventa facilissimo. Ecco. Quindi io veramente raccomando a tutti i cittadini che la sera si diano veramente qualcosa per ripararsi dalle zanzare. Il consiglio è quello di evitare di lasciare acqua nei sottovasi o stagnante e intervenire con trattamenti adulticidi e larvicidi nelle caditoie e nei tombini. Torniamo a parlare, adesso voltiamo pagina, chiudiamo per un attimo la questione siccità, caldo e problematiche affini. Parliamo adesso di turismo e torniamo a parlare degli affitti turistici a Venezia. Vediamo. Il sì del governo all'emendamento del deputato veneziano PD Nicola Pellicani su affitti turistici e locazioni brevi a Venezia non basta. Ne sono convinti i consiglieri comunali di opposizione che hanno presentato una mozione al comune perché si costituisca un'agenzia per la locazione a uso residenziale.
Noi siamo convinti che bisogna affrontare di petto il tema della residenza a Venezia, affiancando le normative nazionali a delle azioni locali. Quella che abbiamo messo in campo in queste settimane è quella della costituzione di un'agenzia per la locazione che prevede due cose. La prima è provare a dare una mano a chi cerca casa con chi offre la disponibilità di casa, e il secondo tassello ancora più importante è quella della costituzione di un fondo di garanzia rivolto ai proprietari per andare incontro a quei proprietari i cui inquilini sono morosi e quindi si trovano nella difficoltà, nel caso in cui questi proprietari decidano di dare a canone concordato, quindi con prezzi agevolati, ai propri residenti. Prevede quindi un canone un po' più basso rispetto al canone di mercato per i residenti. A quel punto scatta il meccanismo di incentivo da parte dell'amministrazione comunale. Ma queste non sono le uniche proposte che riguardano la residenzialità, a partire dalla sfida del super bonus. Noi in queste settimane abbiamo spinto moltissimo perché l'amministrazione comunale abbracci il tema del super bonus, proposta che è stata accolta da questa amministrazione. Negli ultimi giorni è stato infatti presentato i primi condomini per quanto riguarda il Pertini. Noi oggi, l'altro giorno, abbiamo votato anche in bilancio l'inserimento di 5 milioni per quanto riguarda la ristrutturazione delle case della Gazzara. In complessivo parliamo di circa 494 alloggi in tutto il Comune di Venezia. È una grande sfida, a cui però va affiancato anche il tema delle manutenzioni. Effettivamente noi abbiamo riscontrato che rispetto a quello che incassa il Comune di Venezia, che sono circa 8 milioni, investe molto meno rispetto alle manutenzioni. Quindi un altro tassello a cui chiediamo di dare risposte è proprio di manutentare gli alloggi in modo veloce. Per poi assegnarlo in tempi celeri ed evitare che le abitazioni restino vuote, quindi oggetto di occupazioni abusive, come accaduto più volte ad esempio in quartiere Pertini. Finanziamenti pubblici per rilanciare il turismo, finanziamenti per gli imprenditori e non solo. L'obiettivo è quello di ammodernare e riqualificare il turismo delle Dolomiti entro le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Il bando è aperto, quindi invitiamo tutti gli imprenditori interessati a contattarci per vedere di appunto ottenere questi contributi che sono a livello nazionale. Superare le divisioni e campanilismi, agire in forma sinergica e coordinata, adeguare gli standard dei servizi e delle infrastrutture legate al turismo sul territorio della provincia di Belluno per aumentarne l'attrattività. Il distretto turistico Dolomiti Bellunesi, assieme alla provincia e alla Camera di Commercio di Treviso Belluno, lancia un appello a tutti gli imprenditori legati al mondo del turismo sulla necessità di investire e ammodernarsi. Per farlo è possibile usufruire di numerosi bandi provenienti dal Ministero e dalle regioni. Il distretto turistico ha infatti il ruolo di mediare ed assistere gli imprenditori nel loro adeguamento verso la candidabilità e la fruizione dei finanziamenti. Sono investimenti sulle strutture di appunto riqualificazione e riammodernamento. Abbiamo la possibilità di creare due tipi di pool, uno per i piccoli imprenditori fino a un taglio di 10 milioni di euro e poi accedere invece a quello più grosso che arriva fino a 50 milioni di euro. Abbattimento delle barriere architettoniche, riduzione dell'impatto ambientale, maggiore accessibilità, adeguamento delle strutture. Sono tutti ambiti di sviluppo prioritari per il territorio dolomitico, che guarda le Olimpiadi del 2026 come un'opportunità condivisa di alzare l'asticella dell'offerta turistica e rilanciare il brand Dolomiti nella sua totalità. I fondi ci sono e vanno sfruttati. Oggi gli strumenti ci sono se si vuole utilizzare queste risorse, quindi potremmo velocemente riprendere la corsa e arrivare al passo degli altri, anche perché dal punto di vista ambientale, naturalistico, dell'accoglienza, della disponibilità diciamo di questi territori, sicuramente sono territori molto molto più attrattivi. E rimaniamo a parlare di turismo proprio in quell'area, l'area bellunese, ma insomma è un turismo che attira tutto il Veneto, per parlare di due eventi importanti. Scopriamo quali nel prossimo servizio.
La provincia di Belluno è un territorio ricco di paesaggi, tradizione, cultura e realtà enogastronomiche, con le quali è però spesso difficile entrare a contatto. Se ne sono accorti gli organizzatori di eventi che popolano l'estate bellunese e che vedono nell'integrazione tra manifestazioni sportive e culturali e l'incontro con le realtà produttive locali la possibilità di rilanciare un turismo che valorizzi davvero ciò che il territorio ha da offrire. È il caso della prima edizione dell'evento Vignaronda, tenutosi lo scorso 17 luglio, una manifestazione ciclistica non competitiva che ha toccato aziende agricole e vitivinicole della Val Belluna, raccogliendo ben 330 partecipazioni. E ha portato molte persone anche fuori dalla provincia di Belluno a scoprire un qualcosa che in provincia di Belluno non si dà per scontato, ed è forse del tutto inedito pensare alla provincia di Belluno da un punto di vista anche dei vigneti e della produzione del vino. Per tutta la giornata di domenica prossima, invece, alla ex caserma Piave in via Vecellio a Belluno si terrà l'evento Val Belluna in fermento, un'esperienza di aggregazione di produttori locali del bellunese a chilometro zero, a cui saranno affiancati concerti, performance artistiche, artigianato, viticoltura e molto altro. Un'occasione per degustare prodotti tipici, incontrare chi li produce e divertirsi. Ci saranno tanti espositori, tutti provenienti dalla Val Belluna, agricoltori, artigiani, artisti, tutto contorniato da musica, cibo e intrattenimento. Vi aspettiamo domenica dalle 10 alle 22. Allora, arrivano ulteriori aggiornamenti da Roma, dobbiamo modificare alcuni elementi del timing temporale che vi abbiamo dato prima, proprio perché se ne sta discutendo adesso, quindi sono notizie, indiscrezioni e proiezioni che vanno chiaramente tarate e vanno insomma considerate in attesa dell'ufficialità. Parliamo della possibile data per le prossime elezioni. Ebbene, sarebbero due, dopo un primo consulto, le date per il prossimo voto, il 18 o il 25 settembre, secondo fonti del governo che preferirebbero velocizzare il più possibile questo passaggio. Accantonata dunque l'ipotesi del 2 di ottobre, a determinare l'accelerazione è la necessità di avere il prima possibile un governo nel pieno delle proprie funzioni e dare al prossimo esecutivo tempo utile per disegnare la legge di bilancio. Dunque prima avevamo detto 25 settembre, 2 ottobre, adesso diciamo che l'ipotesi 2 ottobre perde di credibilità, spunta il giorno del 18 settembre come una data papabile. A questo punto, stando, ripeto, a fonti governative e indiscrezioni che ci arrivano direttamente dal palazzo, dovremmo restare fra il 18 settembre e il 25 settembre come date utili per la prossima tornata elettorale. Noi stavamo parlando di turismo nei servizi che abbiamo appena visto, continuiamo a parlare di valorizzazione del territorio, parliamo di Condifesa, Treviso, Belluno, Vicenza, un incontro per addetti ai lavori sul tema della siccità, sul tema anche della situazione agricola in generale, ma anche in attesa dell'evento Vite in Campo previsto nel fine settimana. Dobbiamo trovare delle soluzioni per essere resilienti, adattarci e cercare appunto di avere un approccio sostenibile come equilibrio fra la nostra vita di tutti i giorni e l'ambiente. Che l'acqua manchi o sia presente in eccesso è in entrambi i casi un grosso problema, innanzitutto per il mondo agricolo. Di siccità e bombe d'acqua si è parlato a Farra di Soligo nel corso della serata promossa da Condifesa come anticipazione della prima edizione di Vite in Campo Eroica, in programma venerdì e sabato a Col San Martino. Parlando di viticoltura eroica possiamo avere due scenari dovuti ai cambiamenti climatici: un'estremizzazione degli eventi meteo intensi nella forma di precipitazioni molto intense e localizzate e prolungati periodi di siccità, come purtroppo noi stiamo vedendo oggi per il nord Italia. È da dicembre che non piove, ragazzi, perciò qui manca l'acqua e ci sono delle aree totalmente purtroppo in una situazione tale da creare danni produttivi e catastrofali.
tanto che le singole aziende, anche quelle che da generazioni coltivano i vigneti sulle cosiddette rive eroiche, stanno riflettendo su come procurarsi l'acqua da sé. Se i pozzi artesiani sono una strada difficile da battere e il recupero delle sorgenti dismesse una scommessa, più efficace la realizzazione di microinvasi aziendali. È sicuramente una soluzione tra l'altro che è già datata, perché sono già stati realizzati tutta una serie di bacini già alcune decine di anni fa. Si tratta di invasi di media dimensione che hanno la doppia funzione, laminazione della pioggia violenta ma anche riserva d'acqua per i periodi di siccità, a cui si aggiunge anche il fatto della biodiversità, perché diventano un punto di passo e di sosta per la fauna. 50 anni fa Condifesa era nato come consorzio per la tutela dei raccolti dalla grandine, ora ha assunto molte sfaccettature e con Vite in Campo cerca di suggerire al mondo vitivinicolo idee e innovazioni. Vogliamo comunque dare una mano a questo territorio, soprattutto per dare delle risposte concrete e perché sia un'opportunità vera per chi opera in questo territorio nel agevolarli nel lavoro, nella quotidianità, con un sistema meccanizzato totalmente innovativo, ma perché possa anche essere un momento di confronto tra chi usa e chi costruisce queste macchine per cercare di gestire e progettare al meglio il futuro. Continuiamo e chiudiamo questa edizione di Focus TG con gli aggiornamenti che arrivano da Roma, dichiarazioni a caldo anche di Luigi Di Maio, che ha attaccato la Lega e il Movimento 5 Stelle anche sul piano delle alleanze internazionali. Non è un caso, dice Di Maio, che il governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l'occhio alla Russia, ha detto il ministro degli esteri. Sempre Di Maio lancia un duro attacco a Matteo Salvini e Giuseppe Conte, colpevoli, secondo lui, di aver bloccato l'agenda di riforme del governo Draghi in un momento delicato del paese. Il centrodestra invece risulta compatto di fronte alla crisi di governo. Lo ripetiamo, insomma, l'ultima notizia prima di chiudere è proprio quella che sarebbero due le date possibili per il ritorno al voto, il 18 o il 25 settembre. Lo ripetiamo, sono fonti governative da cui filtra questa indiscrezione, fonti governative che preferirebbero velocizzare il più possibile questo passaggio per avere dunque un governo nel pieno delle proprie funzioni, attivo fin da subito, insomma il prima possibile, in vista della prossima legge di bilancio, per raggiungere anche gli obiettivi del PNRR del secondo semestre dell'anno. Si chiude qui questa edizione di Focus TG, un'edizione un po' particolare perché insomma vi abbiamo tenuto informati, aggiornati su tutto quello che sta succedendo proprio in questi minuti a Roma, tanti gli argomenti che abbiamo toccato in quest'ora e mezza di diretta. Non mi resta che darvi appuntamento questa sera con i due telegiornali per tutti gli approfondimenti su Rete Veneta con TG Bassano e con TG Vicenza. Noi invece ci ritroviamo puntuali alle ore 12 domani. Grazie e buona giornata.